7 comuni in Sicilia rimasti senza guida in forza dell'articolo 2 della legge regionale 6 votata all'Ars il 29 marzo scorso. La norma dispone con effetto retroattivo l'immediata decadenza dei sindaci e delle giunte in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dei consigli comunali. 6 i primi cittadini hanno tolto il disturbo senza colpo ferire. Non ha fatto lo stesso quello di San Pietro Patti. Ornella ha trovato che ha pensato di appellarsi in quanto la norma, si legge nel ricorso, viola i canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell'azione amministrativa e dunque gli articoli richiamati in combinato disposto con l'articolo 3 del protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. E così la prima sezione del TAR di Palermo ha accolto il ricorso, così il sindaco torna al proprio posto. La Camera di Consiglio è stata fissata per il 18 maggio prossimo. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, su proposta dell'assessore alle autonomie locali Luisa Lantieri, aveva firmato i decreti di decadenza dei sindaci di San Pietro Patti, appunto, e poi di Castiglione di Sicilia, Valdina, Manforte San Giorgio, Monterosso Almo, Calatafimi Segesta e Casteldaccia. I sindaci nel frattempo si stanno muovendo attraverso l'ANCI, ma la battaglia annunciata ha trovato subito l'opposizione dei consiglieri comunali. Anche quelli di Aula Sollano si sono mobilitati, in particolare i settori dell'opposizione. Civiltà, Spataro e Giacalone di Forza Italia hanno condiviso e rilanciato l'appello promosso dal coordinamento regionale dei consiglieri comunali di Sicilia, Vera Democrazia. Siamo d'accordo, affermano, nel mantenere il principio valido nel resto d'Italia per il quale, in caso di mancata approvazione dei documenti contabili, siano sciolti i consigli comunali e contestualmente dichiarati decaduti i sindaci, così come ha preso posizione anche il consigliere del gruppo Uniti per la Città, Gerlando Gibilaro, che invita l'ANCI ad evitare fughe in avanti. Ma intanto questo primo passaggio del TAR frena l'applicazione della normativa.